Mi presento un po', io sono specialista in pediatria e in neuropsichiatria infantile e come diceva Francesco Parmegiani, mi hanno chiamata a Ferrara a dirigere un'unità di pediatria, una scuola di specializzazione in pediatria e una sezione universitaria di pediatria come professore ordinario. Tutto questo però non è quello che volevo veramente dirvi, è solo una presentazione, perché io da più di 20 anni mi occupo di ipovisione dei bambini, quindi nell'ambito della pediatria e della neuropsichiatria infantile ho scelto questo come il campo professionale di ricerca scientifica e umano, e questo è nato e cresciuto all'interno di una collaborazione ormai più che ventennale con la Fondazione Holman, dove ho dato il mio contributo che era partito, diciamo, dall'ospedale di Padova come esperienza nella diagnostica neurooftalmologica, in particolare dell'elettrofisiologia visiva. Io penso stata una delle prime in Italia, sono andata ad abbeverarmi in Inghilterra, a pensare che non si potevano applicare le metodiche diagnostiche per la diagnosi precoce di retinopatia, che come voi sapete sono date da delle specifiche caratteristiche cliniche, che sono la problematica del campo visivo, della acuità visiva e del nistagmo soprattutto, e queste sono forse le uniche, quanto più il bambino è piccolo, che non si potevano applicare in età pediatrica le stesse metodiche che si usavano nell'adulto, perché erano troppo invasive, gli standard internazionali non tenevano conto dell'età, e quindi pian pianino attraverso la sperimentazione e la ricerca abbiamo cercato di mettere a punto queste metodiche perché potessero essere utilizzate in maniera non invasiva, quindi senza far male al bambino, e ripetute fin dall'età neonatale. E quindi poi mi sono battuta per la diagnosi precoce, perché pensavo, soprattutto in collaborazione con la Fondazione Holman, che individuare precocemente questo tipo di patologia potesse fornire in epoca pre-diagnosi genetica e anche terapia genica la possibilità di sostenere lo sviluppo del bambino in maniera diversa, perché diagnosticare l'ipovisione nelle prime età della vita non è così facile. Vanno sviluppati degli strumenti particolari che la Fondazione Holman ha sviluppato, e vanno sviluppate tecniche avanzate diagnostiche come l'elettrofisiologia visiva, quindi gli elettroretinogrammi, i potenziali evocati visivi, ma dedicati alle fasce di età più piccole dove lì non c'era niente. E quindi in questo mix di esperienza clinica, di aspetti etici e umani e di ricerca siamo riusciti a sviluppare un modello che poi è cresciuto negli anni. Infatti diciamo che alla Fondazione vengono da tutta Italia per questi aspetti. E questi sono degli aspetti, diciamo, di inquadramento diagnostico, ma sono anche degli aspetti, ed ecco perché mi è interessata molto la collaborazione con il professor Parmegiani e anche la possibilità di incidere a livello Holman su questi aspetti, perché appunto l'ipovisione, come diceva giustamente lui, fa parte dell'oculistica, ma è parte di tutto lo sviluppo della persona, e quando parliamo di bambino parliamo di sviluppo globale, come diceva la dottoressa Reffo, e quindi anche le competenze neurologiche e neuropsichiatriche infantili sono estremamente importanti, perché sono quelle, e anche di pediatria, che sostengono lo sviluppo del bambino. Noi, se interveniamo precocemente, e io l'ho visto, i percorsi di un certo tipo e dell'altro, possiamo regalare a questi bambini una vita normale. E con la disabilità si dice sempre che non c'è una vita normale, ma se uno viene preso precocemente, anche se l'ipovisione grave nasce precocemente, gli possiamo veramente cambiare la vita. Per cui io penso che sia estremamente importante insistere sulla diagnosi precoce. E oggi abbiamo qualcosa in più, perché ormai i trial di terapia genica sono moltissimi, e la terapia genica è molto più efficace quando viene applicata precocemente alla malattia, perché può prevenire l'evoluzione. Lo vediamo in tanti campi della medicina, lo vediamo in neurologia del bambino sono stati fatti dei progressi. Per quanto riguarda la parte visiva e soprattutto quella della retina, adesso abbiamo provato la genetica per l'RPE65, patologia che nasce comunque in età pediatrica, ma ci sono tanti trial di patologie della retina in corso, e quindi si arriverà, speriamo, all'impatto e alla cura per tutte. Ove non c'è la cura c'è il sostegno allo sviluppo, che nel bambino è estremamente importante. Quindi io non voglio rubare tantissimo altro tempo, ma dirvi che è stato molto bello questa collaborazione con il professor Parmegiani e con la Fondazione Holman, che io mi sono messa al servizio di questa patologia, e anche all'interno di ERNAI ho portato la voce del bambino
dove già c'era, ma del bambino nel suo complesso, quindi non solo nei suoi occhi, ma del bambino come persona. E infatti ci hanno dato un finanziamento adesso importante in collaborazione con l'Istituto Vesta, proprio per poterci occupare di qualità della vita, quindi non solo di diagnosi, non solo di terapia, ma l'obiettivo finale di tutte queste cose è la qualità della vita. Io mi occupo di bambino, ma so che voi adulti che avete questo tipo di patologia sapete bene di che cosa sto parlando. Grazie.